Va ora in onda Potere al Popolo. Rieccolo qui Semivarin, ancora il buongiorno, 6 minuti dopo le 11, di nuovo in diretta da studio. Tutti i siti si sono aggiornati in apertura con la notizia che i Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime di Crash. Una madre urla: ma come fate a dormire, a respirare? Una pesante contestazione al limite dell'aggressione ai patron del Constellation questa mattina a Sion all'arrivo, all'interrogatorio. Ma subito ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E parliamo di referendum. Proprio qualche ora fa, ce lo avete suggerito, parlate un po' di più di referendum. Ve l'ho detto, nel pomeriggio abbiamo delle trasmissioni dedicate 2 giorni alla settimana, ma abbiamo con noi il deputato della Lega, Jacopo Morrone. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, referendum sulla giustizia, 22 e 23 marzo si vota. So che l'altra sera hai incontrato alcuni comitati per il sì. Che cosa si muove? Di cosa si discute? Come lo si spiega ai cittadini? Partendo anche da zero, non si sa ancora, le schede saranno 3, sono 2, quante ce ne sono? Perché ci sono ancora delle certezze non certezze. L'unica certezza che noi diciamo è che se si vuole cambiare qualche cosa bisogna votare per il sì. Morrone. Sì, è importante andare a votare e votare per il sì. Noi abbiamo in questo momento una campagna per il no sfrenata, il no è dietro di 10-15 punti perché sono un manipolo di poche persone che sono per il no e forse più una parte organizzata dai partiti di sinistra che vorrebbero trasformare questo referendum non in un referendum sulla giustizia ma un referendum sul governo. Quindi per cercare ancora una volta di attaccarsi a qualsiasi cosa pur di polemizzare, di criticare chi sta governando in questo momento e chi sta garantendo la stabilità del paese, che è il centrodestra, che è la Lega, che è Forza Italia, Fratelli d'Italia, noi moderati, e quindi purtroppo la stanno trasformando in una vera e propria campagna elettorale. Io vedo tanti magistrati purtroppo che si stanno spendendo con la raccolta di voti come fosse l'ultimo consiglio comunale, ma non deve essere questo. Il referendum della giustizia è una cosa seria perché è una riforma epocale che attendiamo da tanti anni, nessuno era mai riuscito, questo è il primo governo che riuscirà e quindi saremo chiamati a votare per questo sorta di voto confermativo, questo referendum che non avrà quorum, quindi si vince chi prende un voto in più e quindi sarà abbastanza semplice declinare chi ha vinto e chi non ha vinto, ma è importante perché finalmente dalla giustizia renderà ancora più imparziali, più terzi i giudici. Chi sono i giudici? Sappiamo che i magistrati sono delle categorie requirenti o giudicanti, quindi il pubblico ministero che rappresenta lo Stato e il giudice che dovrebbe essere terzo imparziale soprattutto e ascoltare le ragioni del pubblico ministero e della difesa, l'avvocato della difesa. Noi quando andiamo in tribunale e dobbiamo farci difendere siamo assistiti da un avvocato. Fino adesso cos'è accaduto? Che ci fosse una sorta di imparzialità, di parzialità dal nostro punto di vista, nel senso che dall'altra parte il pubblico ministero e il giudice avevano un rapporto di amicizia, di stima, di collaborazione, di lavoro e quindi è ovvio che non possiamo sentirci garantiti di questa terzietà e questa imparzialità, perché fanno la stessa carriera, perché fanno lo stesso corso di studi, perché si vedono all'interno del tribunale e l'avvocato è costretto a guardare dal basso verso l'alto il giudice e il pubblico ministero. Se questa riforma, come io immagino e come i numeri ci dicono, verrà approvata, finalmente ci sarà in maniera giusta, perché il giusto processo implica questo, quello che è scritto nella nostra Costituzione, dove ci sarà un pubblico ministero che rappresenterà lo Stato e un avvocato difensore che saranno alla pari, sulla stessa linea, e guarderanno entrambi il giudice dal basso verso l'alto che è terzo, imparziale, non ha collegamenti con nessuno e giudica secondo la legge, dando il responso che permetta poi di capire e di decidere la causa. Questa secondo me è una cosa fondamentale. Io ricordo le intercettazioni al nostro segretario Matteo Salvini, da ministro dell'interno, quando una parte della magistratura, non tutta, non si fa tutta l'erba un fascio, bisogna sempre distinguere perché generalizzare a volte è semplice ma è sbagliato, una parte della magistratura in intercettazione diceva: Salvini,
non importante se ha colpa o non ha colpa, responsabilità o non responsabilità, va attaccato perché politicamente dobbiamo distruggerlo. Ecco, in quel momento lì c'è il nostro capo, il nostro segretario federale. Immaginiamo se al suo posto per qualsiasi altra causa ci potesse essere ognuno di noi, ed è fattibile. È ovvio che le persone poi non si possono più fidare del sistema giustizia. Per questo motivo qui, negli ultimi sondaggi fatti qualche tempo fa, andando a chiedere agli italiani se si fidavano della giustizia italiana, 2 su 3 dicevano che non si fidavano della giustizia italiana, e quindi un calo importante. Perché? Perché fino ad oggi i magistrati hanno, una parte dei magistrati, ecco, differenziamo sempre, ha fatto carriera non per meritocrazia, bravura, imparzialità o meriti sul campo, ma perché apparteneva a una corrente all'interno della magistratura. Se un magistrato faceva parte di una corrente ed era nelle grazie del capo corrente, faceva carriera e quindi andava a prendere i ruoli più prestigiosi nelle procure, nei tribunali. Se invece fosse anche un magistrato bravissimo, capace, studioso, lavoratore, che però non faceva attività politica all'interno della magistratura, probabilmente rimane sotterrato da decine di fascicoli nel tribunale di competenza e nessuno mai lo potrà mai considerare. Per questo la cosa più criticata dal no, ma criticata dalle correnti, è il sorteggio, che invece è l'unica soluzione che permetterà di depotenziare le correnti e di far sì che le correnti non possano stabilire prima chi venga nominato, chi venga indicato, chi venga eletto. Quindi il sorteggio, tanto criticato dalle sinistre, tanto criticato da una parte della magistratura, servirà invece a depotenziare le correnti e a far sì che venga fuori una volta per tutte la meritocrazia, che è quella che più ci attendiamo, perché quello che si aspettano gli italiani dalla giustizia è che ci sia il miglior magistrato a giudicarci in un momento di difficoltà, che tutti possiamo passare davanti a un tribunale. E poi è inutile elencare le decine, centinaia di casi di mala giustizia, di innocenti finiti in carcere, dove arriva prima un processo mediatico, poi arriva un processo reale. E anche lì andiamo a vedere quelli che hanno sbagliato, i magistrati e i giudici che hanno sbagliato, come può sbagliare chiunque, io non lo metto in dubbio, quindi non è che l'uomo è infallibile. Sono soggetti, sono uomini e donne, quindi possono fallire come può fallire chiunque di noi nel proprio lavoro. Ma il dato vero è che il magistrato non ha mai pagato, non ha mai, se andiamo a vedere le percentuali, si parla di percentuali da prefisso telefonico, di responsabilità, di richiami, di radiare dall'albo. Pensiamo che il caso Palamara, che è un caso che conoscono tutti, così per essere in maniera semplice, ha colpito lo stesso Palamara, come se lui fosse il regista di un sistema che naturalmente aveva dimensioni molto più ampie e coinvolgeva di sicuro non solo lo stesso Palamara, ma N giudici, che però l'hanno fatta franca ancora una volta. Quindi io penso che questa riforma della giustizia sia l'occasione, l'opportunità, forse l'unica, perché ci sono determinate condizioni per cui questo governo stabile e forte siamo riusciti a fare tutti i vari passaggi in Parlamento, ma è una riforma che è voluta da anni, ma anche dagli stessi magistrati. Ci sono magistrati che anni addietro erano per la separazione delle carriere e oggi non lo sono più, chissà per quale motivo. Noi abbiamo questa grande opportunità di scrivere la storia in materia di giustizia e ce la metteremo tutta fino alla fine, quindi io prego di non farsi ingannare dalle fake news. Non è assolutamente vero che il pubblico ministero dovrà essere sotto le ghinze del governo. Tutte purtroppo fake news, bugie, balle. Basta leggere qualche articolo e vedere che non è modificato assolutamente nulla. Certo, si sono creati 2 CSM, si è creata un'alta Corte di Giustizia. È ovvio che in questo momento qui chi faceva parte di una corrente probabilmente ha qualche timore in più, perché probabilmente da domani, dopo la riforma, se qualcuno sbaglia pagherà, come accade all'idraulico, al medico, all'insegnante, come accade in ogni dove. È ovvio che questo probabilmente una parte della magistratura preoccupa, ma io vi assicuro che ci sarà una stragrande maggioranza della magistratura che all'apparenza dirà di votare no, ma che nel segreto dell'urna voterà sì, perché finalmente si potrà dar spazio alla meritocrazia, si potrà tornare ad aver fiducia nella giustizia, si potrà
da un certo punto di vista riformare la giustizia una volta per tutte. Non andiamo e non pensiamo a quello che riguardano i tempi, i modi, i processi, i riti, non verranno assolutamente cambiati, non è questo quel tipo di provvedimento, e chi tira fuori cose che non esistono, perché ho sentito di tutto in queste settimane, serve solo per far confusione, per invitare a non andare a votare, per invitare a cercare di cambiare un risultato che dal mio punto di vista è abbastanza scontato. Io sono dal primo giorno, quando si è poi proclamato quello che è il referendum, io sono convinto che questo referendum voterà il sì, e tanta gente andrà a votare perché per la prima volta c'è la grande possibilità di cambiare la storia, di scrivere la storia e di scrivere una pagina nuova con una giustizia più vicina ai cittadini, dove ci sarà un giudicante, quindi un giudice terzo, imparziale, che potrà giudicare, si potrà avere fiducia alla giustizia e si potrà dare merito, spazio e posti alla meritocrazia e non a chi appartiene a una corrente partitica o politica, e non ci sarà più questo intreccio. Finalmente i giudici potranno giudicare secondo coscienza, come prevede la Costituzione, come prevede la norma. Quindi io penso sia una grande opportunità da non lasciarci scappare, quindi cerchiamo di girare, di muoverci, di parlare con più persone possibile, perché è veramente una grande possibilità che non dobbiamo lasciarci scappare. Assolutamente, approfittate dei tanti eventi sul territorio in questo periodo, prima del 22-23 marzo, quando si voterà sì al referendum sulla giustizia. Grazie davvero, onorevole Jacopo Morrone della Lega. Buon lavoro! Grazie a tutti voi e buona giornata. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sembra che ci credo dopo un po'. E fai finta di niente, ora noi resterà di noi questo sol. Io non so più dire se lo rifarò. Cosa c'è di nuovo tra me e te? Scenderà il buio su di noi. Gridi, caparri con me. Ho già cangiato per e sono ancora qua a farmi strada nella città, fuori di casa una giungla, sorrido che non fa paura. Io esisto e lo dico, non c'è più scusa. Resisto, già vinto, alla mia ora. Colpisco nel vivo, se tradisci la mia sede. Da dire su me te, sogni e vivo adesso su di noi. Perché c'è un filo tra noi due, ci gridi, mi lega su tappeti. Cosa c'è da dire su me te?
Ma chi sarà questa Pink Vale Pink Vale Pink Vale Pink? L'avete già ascoltata, l'avete già sentita in questi mesi. Gira in rotazione su Radio Libertà dalla sua bellissima Sicilia, dove è conosciutissima. Gira in decine e decine di eventi. È con noi Valentina Muscia. Ciao! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È un piacere ritrovarti sulle nostre frequenze, anche in radiovisione che ci sta sbirciando sul sito di Radio Libertà, su Facebook, su YouTube, sulla nostra app. Valentina Muscia da Siracusa, ma amatissima ovunque in Sicilia e adesso non soltanto, perché, lo lascio dire a te, lo devi dire, te lo sei meritato, stai facendo un salto importante. Cosa succede nei prossimi giorni, Valentina? Nei prossimi giorni andrò a casa a Sanremo. E vai! Senti, Sì, sarai nel format live box presso il sì, Palafiori, e sì, un format importante, un'importante manifestazione musicale, la più importante d'Italia e forse è una delle primissime volte che tu lasci la tua amatissima Sicilia per sì. arrivare qui al nord, e anche perché, lo ripeto, cercate Valentina Muscia sui social, su YouTube, e vi rendete conto di cosa non è quest'artista. Adesso ricordi un attimino gli eventi che porti avanti ormai da parecchi anni, fai divertire Beh, gente di ogni dove. da oltre 21 anni che faccio questo lavoro degli eventi a 360 gradi, quindi per me è una soddisfazione, un orgoglio portare la mia musica, il mio inedito, la mia voce lì a casa a Sanremo. Non ci sono soddisfazioni più grandi quando si arriva comunque a un livello, altissimo. Senti, cosa ti hanno detto i tuoi fan? Perché una delle caratteristiche di Valentina Muscia è che ha un rapporto bellissimo con il suo pubblico, su qualunque palco più o meno importante, dalle feste alle sagre di paese, agli eventi molto privati, molto Per importanti, me hai un amore no. gigantesco intorno a Per te, me vero? il pubblico, i miei fan, le persone che mi seguono, che mi amano, che mi chiamano ai loro eventi, per me sono tutto. Quindi io rispondo sempre ai messaggi, se mi chiamano sono disponibile. Adesso mi stanno sostenendo qui nella mia zona del Siracusano, che ringrazio veramente tutti. Tutti i negozianti hanno fatto un reel, lo stanno condividendo. Cioè, quando ti arriva questo calore, questo amore, da dove sei partita, lì hai capito che hai fatto un buon lavoro. Non c'è soddisfazione più grande quando già nel tuo piccolo hai creato tutto questo. E quindi nel mio cuore ho già vinto. Ecco, questa è una bella frase, cioè non vai ricercando chissà quale successo, perché questo già ti basta, quello che stai portando Ho un avanti nella tua piccolo Sicilia palco. è già bellissimo, è vero? Cioè, io dico sempre ho un piccolo palco, un grande palco, ho tante persone, o poche, l'importante è che canti con amore. Io faccio eventi anche con piccole, proprio siamo pochissime persone, ma io metto l'amore, l'entusiasmo, anche se sono in una piazza con 5-6 mila persone, faccio un esempio, eh. Per me cantare e trasmettere la mia musica a voi, a chi mi segue, non c'è meraviglia, cioè, io sono strafelice di questo. E capite che lezione bellissima che danno questi artisti indipendenti. Valentina Muscia, da cercare su tutti Io gli store digitali, su YouTube e su Instagram. Hai tantissimi fan, come dicevo, non soltanto dalla Sicilia, appunto perché nei prossimi giorni ti farai notare anche al Palafiori di Sanremo. sì, Senti, sento ci puoi spoilerare qualche cosa sulla nuova tua canzone? allora, Dai.
Posso dire pochino, ma ti prometto qui in diretta che quando tornerò da Sanremo faremo, se ti fa piacere, ovviamente un'altra intervista e lì ti dirò tante cose. Dai. Molto di più del mio inedito che sto portando, che adesso non posso dire perché ovviamente c'è un regolamento. Però posso dire benissimo che il brano è piaciuto tanto, è stato selezionato veramente da persone ovviamente che ne capiscono di musica, quindi per me questa è una soddisfazione. Il brano, posso dirti che il brano è un po' lirico, è un po' pop, un misto di tutto. Non mi sono soffermata solo su quello che so fare, sono andata oltre e quello oltre penso che si capirà. E il titolo del brano si chiama Fenice Nascente. Wow. Già il titolo dice tutto, ma le parole di questo brano sono veramente molto toccanti e sono sicura che arriverà il messaggio che voglio trasmettere. Ecco, adesso ci hai messo la curiosità e io non vedo l'ora di riceverlo. Appena esce disponibile lo voglio e lo trasmetterò Certo, sicuramente con piacere, al anche perché volo. faremo anche un video, non solo, appena tornerò da Sanremo già si stanno muovendo un po' di persone che mi seguono, perché io non sono sola, cioè, dietro di me ovviamente ho una squadra che mi aiuta e quando torneremo stiamo realizzando un video, anche lì studiato nei minimi dettagli per arrivare a quel messaggio che io voglio trasmettere con questo inedito che sto portando a casa Sanremo. Capite che cos'è Valentina Muscia? Il messaggio che vuole trasmettere non da sola, ma con una vera squadra, oltre a quella chiaramente che produce il pezzo, eccetera. Una squadra che fisicamente molto spesso ti tiene compagnia nei tuoi eventi con strumenti diversi e che creano emozioni diverse. Proprio per questo la Valentina Muscia, adesso non sono qui a fare lo spottone perché non ne hai bisogno, è veramente pronta a fare qualunque tipo di evento, dalla grande festa di paese al matrimonio importante, al momento dolce e romantico per, che so, un compleanno, un evento particolare, eccetera. E questa è la cosa che ti fa onore, perché sei duttile e umile nello stesso tempo, Io sapendo dico fare sempre, veramente tutto. È vero? grazie, io dico sempre al mio team, ai miei ragazzi, perché ho una squadra di 10 persone, che voglio dire non è facile tenere 10 teste, io dico sempre che l'umiltà insieme alla professionalità e quando si è molto determinati, lì puoi arrivare ad alti livelli. Però bisogna essere umili, se no non si va da nessuna parte. Ed è con questa bellissima dichiarazione che incrociamo le dita delle mani e dei piedi per Valentina Muscia, ma hai già vinto perché la tua musica gira così facendo su ancora più radio e le radio Diciamo che zitte l'ultimo zitte. tassello, diciamo, ti dico questo piccolo segreto, era l'ultimo tassello che mi mancava nel cerchio dei miei progetti. E a 42 anni dico tranquillamente la mia età, e sono pronta per affrontare questo, perché bisogna essere pronti dentro per farlo, non si deve fare tanto per fare, va bene, andiamo, partiamo, cantiamo, a casa saremo, no, bisogna essere pronti. Adesso sono pronta per portare la mia musica e la mia Sicilia lì, a casa Sanremo. Capito? E dicevo in decine e decine di radio che ti tireranno di qua di là. Vieni qua, facciamo un'intervista qua. No, facciamo un'intervista all'iBox del Palafiori. Grazie Valentina Muscia, buona musica e buon Grazie a te. divertimento. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Complimenti Valentina, questa è la musica indipendente, quella vera, quella cantata col cuore, come ti dicevo, e non per fare business, a volte anche semplicemente per sopravvivere. Oh, un giro di WhatsApp velocissimo, tantissimi ne sono arrivati al 340 6709 659. Vediamo un po'. Sono da sempre di destra, sì, sono sempre di destra, ma tra Cambica, Inarca e Iacchetti scelgo Vannacci. Allora vuol dire che sei un po' troppo di destra, caro ascoltatore, ma il bello, t'ho detto, della nostra radio è che ha
tante corde da suonare. Il decreto sicurezza sarà come al solito l'ennesima presa per il culo? Beh, ma a scriverlo è Gino il Pidino. E dovete capirlo, è vero. Basta parlare di Vannacci, parlate dei problemi reali del nostro paese. Applauso a questo ascoltatore, ma dimentica che io mi occupo di rassegna stampa e non ho fatto altro che leggere quello che c'è scritto oggi sui quotidiani. Il sì alla fiducia di Vannacci è l'inizio dell'operazione del pescaggio dei voti nel centrodestra, soprattutto da Forza Italia e Fratelli d'Italia. La Lega non tema questa operazione. E ancora WhatsApp al 340 6709 659, disegno di legge, tutte chiacchiere distintivo. Azione fa la raccolta di facce da stupidi. Non so proprio a chi si riferisca. I soliti epiteti fascisti, Novax e putiniani, la solita vecchia storia, fanno ridere i polli ormai, poveretti. Non gliel'ha mica ordinato nessuno di venire a morire nei CPR, con tutto il rispetto a chi purtroppo muore nei CPR e anche in carcere. Speriamo che lo sconto sulle bollette ci sia per tutti e non solo per coloro che hanno una pensione bassa perché non hanno mai lavorato o lavorato in nero. Buona giornata. Lo so, vi capisco ragazzi, ma qualche buona novella arriva nei prossimi giorni. Ora però io me ne devo andare, è certo, sono le 11.31, in ritardo anche io ogni tanto mi fa bene. Ora c'è la Lega Liguria, grazie a Simone per la pazienza in regia, ma è una promessa, sì, questa volta una promessa, ritorno domattina alle 7.30.